Gli spari, forse due, in pieno pomeriggio, i vicini che corrono in strada, il giovane che ha premuto il grilletto in fuga attraverso i campi, a terra il ferito, un cinquantenne Sinti, trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Borgo Capriolo, nel quartiere di Santa Bona, a Treviso, fa da teatro all'ennesimo gravissimo episodio di cronaca. Un regolamento di conti, stando a una prima ricostruzione dei fatti, legato a una questione familiare. Il ferimento alle 15, a esplodere i colpi di arma da fuoco, un paio, secondo i testimoni, un 25enne da poco uscito di prigione. Branko Durdevic, questo è il suo nome, avrebbe sparato da una finestra al cinquantenne, uno zio, Domenico Durdevic, che si trovava in quel momento nel giardino della sua abitazione e con il quale aveva avuto una violenta lite, legata probabilmente a dissidi per l'affidamento di un figlio della nuova compagna di Branco. Un colpo ha raggiunto il cinquantenne alla testa, lasciandolo a terra sanguinante. I vicini hanno subito chiamato i soccorsi, immediato l'intervento dell'ambulanza del SUEM 118 e della polizia. Il 25enne è fuggito probabilmente armato ed è in queste ore braccato dalle forze dell'ordine con auto ed elicottero, mentre il ferito è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso. La polizia scientifica ha lavorato per lunghe ore per effettuare i rilievi sul luogo della sparatoria, dove è arrivato insieme al comandante della polizia locale Andrea Gallo anche il sindaco Mario Conte.